chiamo Giordano Lombardi, qua siamo nel bellissimo paese di Malcesine, in pieno centro storico, e sono il titolare della gelateria L'Artigiano dei Sapori. In questa attività serviamo caffè 100% arabica e un gelato 100% artigianale con prodotti freschi e materie prime d'eccellenza, ma soprattutto guardiamo al territorio nostro, e cioè il Montebaldo, che può offrire molti prodotti, tra cui il latte, che è una parte fondamentale per il gelato, e anche anche zuccheri alternativi come il miele e anche i fiori del baldo. Questa gelateria per me è un sogno che è stato realizzato nel 2020 e che sta procedendo molto bene. Con i fondi del GAL abbiamo realizzato il mio laboratorio artigianale, tra cui la macchina del gelato, pastorizzatore e vari macchinari per lavorare il gelato. Questo investimento è stato molto importante per la mia attività perché mi ha aiutato a aprire la mia gelateria. Con il GAL mi sono trovato molto bene, le pratiche sono state molto veloci e anche i soldi sono arrivati subito. Io non smetto mai di sognare e già penso al futuro per rinnovare ancora la mia gelateria e magari una nuova gelateria. Vi aspetto qua a Malcesine, nel borgo più bello d'Italia, e per assaporare magari anche il mio gelato.